Un unico pass per transitare in tutte le zone a traffico limitato del Veneto, senza più incappare in sanzioni e dover attivare ricorsi e le conseguenti richieste di risarcimento. Una semplificazione per gli 11.500 disabili della regione che d'ora in poi possono fruire di un solo tagliando per muoversi in tutti i centri storici. Ogni anno sono circa 6.000 i ricorsi presentati ai comuni del Veneto, il 75% viene vinto dai cittadini, con un onere di 500.000 euro per le amministrazioni locali. ZTL Network è un servizio digitale capofila. Il motivo è quello sicuramente di garantire l'accesso e quindi di far dialogare in maniera molto più forte tutte le realtà, quindi comuni, regioni, associazioni che si occupano di disabilità e quant'altro, e far arrivare il messaggio al cittadino. Dopodiché sappiamo che in molti casi, insomma i numeri li abbiamo visti, questo implica anche un contenzioso importante, quindi un'aperta di tempo da parte dei comuni che devono comunque da un punto di vista burocratico star dietro a tutti i ricorsi, e poi l'aperta anche economica, quindi insomma credo che sia importante perché lavoro in meno per gli uffici e quindi burocrazia in meno e un diritto in più. Un progetto che rientra nel piano di inclusione delle persone portatrici di handicap, punto di partenza di Vivi Veneto, che, come ha spiegato il vicepresidente della Giunta regionale Gianluca Forcolin, si concretizzerà in una nuova applicazione per la fruizione da smartphone di servizi pubblici digitali. È un modo per facilitare, per garantire l'accesso a queste persone che sappiamo hanno diritto di accedere nelle zone ZTL. È anche un modo per continuare l'opera che stiamo facendo di inclusione e di accessibilità. Ricordiamo che nel 2018 sono stati impegnati circa 5 milioni per abbattimento di barriere architettoniche dei privati, però anche all'interno dei comuni con la redazione dei PEBA, quindi i piani regolatori per l'abbattimento di barriere architettoniche, o anche nei parchi inclusivi, quindi cercando di rendere le città sempre più inclusive e accessibili, e la poter entrare tramite ZTL in maniera tranquilla da parte di un disabile credo che sia fondamentale. Riforma dell'IPAB? La riforma dell'IPA, come avevamo già detto, partirà, siamo già in fase di lavoro con dei gruppi tecnici vari, con un coordinamento e anche con un ascolto rispetto alle strutture per capire criticità e potenzialità.